so che abbiamo governato bene in questi 5 anni, continueremo a governare bene e poi insomma la garanzia sono sempre io. Ci mette la faccia a garanzia, dice Luca Zaia, ufficializzando il non poco sudato accordo con Forza Italia, ma lo slogan convinto adesso è la continuazione di un buon governo già attuato negli scorsi 5 anni. Luca Zaia, il leghista governatore uscente, e Marco Marin, coordinatore regionale di Forza Italia, sanciscono l'alleanza tra forzisti e Carroccio, un accordo fortemente voluto, dice Marin, a livello nazionale e veneto, per dare concretezza al programma. Programma che verrà depositato e quindi reso pubblico il prossimo 30 aprile, ma i contenuti in sintesi già ci sono. Profughi, sicurezza, sanità, lavoro, ripresa dell'economia. Ci sono già anche i nomi al completo delle liste stilate e chiuse a sostegno. Sono 6: Lega Nord Forza Italia, lista Zaia, amministratori e sindaci per Zaia, Indipendenza Noi Veneto e Fratelli d'Italia. Nel simbolo forzista non ci sarà il nome di Berlusconi. Ci possono essere visioni diverse all'interno del partito, spiega Marin, ma che Forza Italia sia identificata con Berlusconi è fuori di dubbio. Il Cavaliere verrà in Veneto, anche se non per fare comizi. Sappiamo benissimo il momento che sta vivendo il partito, ma io sono convinto che gli italiani come veneti nella maggioranza siano moderati, liberali e riformatori. Sono i valori che io incarno facendo politica e penso li incarno in Forza Italia perché è un partito con queste caratteristiche. Sarà un progetto di governo innovativo e senza divagazioni, dicono, sapendo che la sfida non si presenta facile. È una sfida difficile, però il risultato lo vediamo alla fine.